Un giorno i farisei mormorarono contro Gesù perché riceveva i peccatori e andava a mangiare con loro. E a questa mormorazione Gesù rispose: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 sui monti e va dietro a quella perduta finché non la ritrova? Ritrovatela, se la mette in spalla tutto contento e torna a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora che era perduta. Così vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore che si converte che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Stasera voglio parlarvi di due cose. Primo, nell'invito di Dio a convertirci in questo santo tempo di missione, e secondo, nel come, nella misericordia di Dio, nel ricevere i peccatori pentiti. Primo punto, Dio ci sta chiamando alla conversione. Dopo il peccato originale, Adamo, vergognato di quello che aveva fatto, fuggì e si nascose dalla presenza di Dio. Quale sarà stato lo stupore degli angeli a vedere Dio che andava cercando Adamo? Lo cercava, lo chiamava: Adamo, dove sei? Queste sono le parole di un padre che cerca il figlio, il padre che cerca il figlio perduto. Dove sei? E quante volte Dio fa questo con noi? Quante volte Dio ci ha chiamato allo stesso modo? Dove sei? Per mezzo di predicatori, di confessori. Ci ha cercato. E chi era quando parlavano questi predicatori, questi confessori? Era il Signore che mi chiamava. Ti prego, ascolta la voce del Signore che in questa santa missione ti sta chiamando ancora a una vita nuova. Vi supplichiamo in nome di Cristo, diceva San Paolo, lasciatevi riconciliare con Dio. Lo stesso diciamo noi missionari. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Nonostante tante volte abbiamo rifiutato Dio che ci cercava, nonostante tante volte ci siamo nascosti, Dio continua a chiamarci, continua a cercarci. A volte attraverso umiliazioni, a volte attraverso il senso di colpa che sentiamo dentro. Dio continua a dirci: figlio mio, ho quasi perso la voce per chiamarti, sono esausto di correrti dietro. Il poeta inglese Francis Thompson scrisse un poema chiamato Il levriero del cielo. Dio in questo poema è raffigurato da un levriero da caccia, un cane da caccia, che corre dietro alla preda, che corre dietro al peccatore che scappa da lui. Tutte le cose tradiscono te che hai tradito me. Tutte le cose scappano da te che scappi da me. O cieco, o debole, sono io che tu cercavi. Tu scacci via l'amore da te, scacciando me. Tutti siamo peccatori al cospetto di Dio. Forse qualcuno deve fare ancora la prima conversione, quelli che non vivono in grazia di Dio, ma anche quelli che vanno a messa, che vivono la grazia di Dio, devono convertirsi sempre, la seconda conversione, la terza, la quarta, sempre di più, perché sempre sbagliamo direzione, in ogni peccato, in ogni difetto che abbiamo ci allontaniamo, quindi bisogna tornare a convertirci. Siamo noi che dobbiamo andare da Lui, noi dobbiamo tornare da Lui, perché Dio è immobile. Dio è immobile. Dio è come il padre del figlio il prodigo. Stava a casa aspettando che il figlio tornava,
guardando tutte le sere dalla finestra, guardava lontano per vedere se vedeva il figlio, con ansia. Siamo noi che dobbiamo tornare da Lui. Dio non ci costringe, non forza la nostra volontà, perché Dio è un Padre buono. Il Padre buono non forza la volontà del figlio, se no non sarebbe un padre, sarebbe un tiranno. Il figlio lo odierebbe. Ne facciamo l'esperienza con i nostri figli. Quando costringete un figlio a fare quello che voi dite, il figlio come reagisce? Con l'odio. Più diventa grande e più è peggio, perché il figlio vuole la sua libertà. E nonostante Dio è immobile, Cristo si mosse. Cristo andò per i cammini polverosi della Galilea cercando pecore e dracme perdute, e lo fa ancora oggi. Cristo sta venendo questi giorni, sta passando per le strade di Montalto, attraverso i missionari, bussa alle porte, sta cercando le pecorelle perdute. Così vi dico, c'è più gioia davanti agli angeli del cielo per un peccatore che si converte che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. E che gli importa agli angeli? Gesù dice, c'è più gioia davanti agli angeli del cielo. Che gli importa agli angeli se un peccatore si converte? Gli importa agli angeli perché gli importa il re degli angeli e perché gli importa la regina degli angeli, a Maria Santissima, che quel giorno era presente quando tornò il figlio il prodigo e pianse una lacrimuccia alla Madonna. La conversione si caratterizza da un doppio sentimento. Prima una crisi e dopo un desiderio grande di tornare a Dio. Sempre la conversione comincia con una crisi di diversi tipi di crisi. Ci sono crisi morali, crisi spirituali, crisi materiali. Crisi morale è quel vuoto che sente il peccatore, il rimorso di coscienza, quel vuoto che sente perché vuole mettere le creature al posto di Dio, ma non riesce a riempire mai quel vuoto. La crisi spirituale è la consapevolezza di essere tiepidi. Una persona che già vive in grazia, forse anche un religioso, un sacerdote che sperimenta di essere tiepido, di essere superficiale in quello del suo rapporto con Dio. Sta capendo che Dio gli chiede di più. Ogni volta Dio chiede di più e di più e di più, perché vuole darci di più. Allora l'anima che sperimenta questa crisi soffre. E la terza crisi è la crisi materiale. La crisi materiale la soffriamo quando abbiamo per esempio la perdita di un caro, una morte, oppure una croce pesante, una malattia a noi o qualche nostro caro. Cioè quando il dolore bussa alla porta, l'anima inizia a confrontarsi con se stessa e con l'infinito davanti al dolore. E tante volte c'è bisogno di dolore per convertirci. A queste crisi si accompagna il desiderio di qualcuno che possa darmi veramente la pace, quella pace che sto cercando, quella pace che non ho. E nonostante la mia ingratitudine, e nonostante tante volte rifiuto, sono sordo a questo desiderio, Dio continua a chiamarmi, Dio continua a chiamarmi. Chi è che mi sta chiamando? Il Dio che ha creato il cielo e la terra, Dio onnipotente, Dio che un giorno sarà il mio giudice. Quel giudice mi sta venendo a cercare per dirmi, torna da me, perché non voglio che il mio giudizio sia un giudizio di condanna, voglio che il mio giudizio sia un giudizio di misericordia, voglio che tu sia felice quando comparirai davanti a me. Molti psicologi moderni dicono che la conversione è un'emozione, un fenomeno sentimentale.
Il mondo moderno è guastato dal sentimentalismo, è tutto sentimento, tutto emozione, perciò non mi sento di andare a messa, non mi sento di confessarmi, non me la sento. Perché già da piccoli ci educano non a fare atti di volontà, ci educano a seguire i sentimenti. Eppure gli psicologi ci sono che insegnano ai genitori che siamo fatti di sentimenti, che la conversione è qualcosa che devi sentire, è una emozione. Allora, sì, la conversione è un'emozione, o piuttosto la conversione è accompagnata da un'emozione forte anche. Però la conversione è prima cosa capire la conoscenza che sto andando male, che mi sto allontanando dal Padre che mi ama. Perciò il figlio il prodigo, quando si rese conto che stava andando male, quando stava in mezzo ai porci, aveva speso tutti i suoi averi, stava facendo il garzone, stava in mezzo ai porci, voleva mangiare le carrubbe che davano i porci e nessuno gliele dava. E allora là si rese conto, che sto facendo? L'ultimo servo di mio padre mangia quello che vuole e io sto qua mangiando cibo di porci. Capisce che era diventato un miserabile e conseguentemente a quella conoscenza un movimento della volontà che vuole tornare a Dio, mosso dalla grazia. Perciò la conversione è qualcosa che nasce dalla conoscenza che sono un peccatore, che mi sto allontanando da Dio, e poi dalla mia volontà di tornare a Dio. Perciò non importa se non me la sento di confessarmi, o non me la sento ho vergogna, devo muovermi con la volontà. Il profeta Ezechiele dice: convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità, e l'iniquità non sarà più causa della vostra rovina. Liberatevi da tutte le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché volete morire, o israeliti? Perché volete morire? Io non godo della morte di chi muore. Parola del Signore Dio, convertitevi e vivrete. Come un genitore corre dietro a un figlio che si getta nel mare, così Dio ci sta correndo dietro, come questo levriero che diceva questo poeta, ci sta correndo dietro e noi scappiamo. Figlio mio, ci dice Dio, perché te ne vai alla rovina eterna? Perché dovresti morire? Perché? E tante volte abbiamo detto e diciamo a Dio: vattene via da me. Come disse il figlio il prodigo: Padre, dammi la parte di eredità che mi spetta, perché me ne vado. E che fa il padre? Gli dà la parte di eredità soffrendo e lo lascia che se ne vada. O come quei servi del Vangelo che quando il padrone partì non vollero che tornasse indietro, gli mandarono un'ambasceria dietro dicendo: non vogliamo che costui regna su di noi, servi ingrati. E lo stesso facciamo noi con Dio. E come risponde Gesù? Gesù si mette alla porta del nostro cuore e bussa e aspetta, perché Gesù è delicato con noi. Bussa e aspetta. Bussa, perché lui sta dietro la porta, ma la maniglia ce l'abbiamo noi della porta. Gesù non viene a forzare la nostra porta. Libro dell'Apocalisse: ecco, sto alla porta e busso, se qualcuno mi aprirà entrerò e cenerò con lui. Adesso parla il crocifisso, guardate il crocifisso. Forse tu non vuoi aprirmi il tuo cuore perché hai paura che lasciando quell'affetto disordinato, che lasciando quella persona diventi povero?
Non sono forse io capace di prendermi cura di te? Forse tu hai paura che lasciando quell'affetto, lasciando quella creatura che ti sta allontanando da me, avrai una vita miserabile. Non sono forse io capace di farti felice? Io che sono Dio, che ti ho creato, non sono capace di farti felice? Domanda a coloro che mi amano con tutto il cuore, domanda a coloro che si sono consacrati a me, che hanno consacrato tutta la loro vita, che hanno lasciato tutto per amore mio, domanda. E loro ti risponderanno che la mia grazia li fa contenti e che non cambierebbero mai per nessuna delizia e per nessun godimento del mondo quello stato, anche se umile e povero. Adesso parlo io al crocifisso. Signore, tu attendi che il malato rientri in se stesso e torni da te. Sei così paziente e non vedi che quel malato continua ad abusare della tua divina misericordia. Non vedi che colui che tu stai aspettando continua a offrirti insulti e a insultare la tua divina maestà. Perché sei così paziente? Perché aspetti così tanto per i peccatori? Che cosa ottieni da questa tua pazienza nel castigarli? E loro diventano sempre più cattivi. Perché non li punisci subito? Risponde il profeta: eppure il Signore aspetta per farvi grazia, per questo sorge per avere pietà di voi, perché un Dio giusto è il Signore. Come è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, io non godo della morte dell'empio, ma che l'empio desista dalla sua condotta e viva. Convertitevi dalla vostra condotta perversa. Perché volete perire, o israeliti? Dio non può distogliere il suo sguardo da chi si getta ai suoi piedi con cuore umile e contrito. Disse Gesù ai Giudei: tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo respingerò. Secondo punto, la misericordia di Dio nell'accogliere il peccatore pentito. Riflettiamo su questo. Con quanta tenerezza nostro Signore Gesù Cristo accoglie il peccatore pentito. Con la tenerezza del pastore che trova la sua pecora dopo averla cercata tanto tempo, dopo aver sofferto per quella pecora. Lo ha detto Gesù: io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la vita per le pecore. Con quella tenerezza Gesù trova la sua pecora, se la mette sulle spalle, la abbraccia. Con quella tenerezza della parabola del figlio il prodigo. La parabola del figlio il prodigo è la pagina più bella della letteratura universale. Non esiste una pagina così bella. Vi invito a leggerla spesso, leggerla, rileggerla. Quando era ancora lontano, il padre lo vide. Quando era ancora lontano, il padre stava aspettando alla finestra. Il padre tutte le sere si metteva alla finestra, guardava lontano. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di chiamarmi tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi, portate il vitello grasso, ammazzatelo, facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Questo fa Dio con ognuno di noi.
Quando qualcuno di noi torna da Lui, Dio si dimentica tutti i nostri peccati come se non l'avessimo mai offeso, come fa questo padre della parabola. La prima cosa che io gli avrei detto, però mi hai fatto soffrire un sacco, sai? Lui che fa? Gli organizza una festa. Su, venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Profeta Isaia. Tu non dovrai più piangere, a un tuo grido di supplica ti farà grazia. Appena ti udrà, ti darà risposta. Non dovrai piangere per tanto tempo. Appena Dio vedrà la tua prima lacrima, verrà e ti accoglierà e ti perdonerà. Dio non fa con noi come facciamo noi con Lui. Lui ci sta chiamando, ci sta chiamando, ci sta chiamando e noi facciamo i sordi. Ma appena uno dice, Dio, perdonami, Dio subito ci abbraccia, subito ci accoglie, come fa questo Padre. E la cosa più bella, la cosa più stupenda è che non solo Dio ci perdona, ma quando noi torniamo da Lui, Dio ci usa come strumenti per continuare la sua opera di salvezza. Così fece con tanti peccatori, così fece con Maria Maddalena. La perdona. E poi Maria Maddalena è stata colei che stava sotto la croce insieme a sua madre. E Maria Maddalena fu la prima testimone della risurrezione. Cioè Gesù volle farsi vedere per primo da lei. Dopo la Madonna, ovviamente. San Paolo perseguitava i cristiani, San Paolo ammazzava i cristiani. Però Gesù lo chiamò e disse, Paolo, perché mi perseguiti? E San Paolo si convertì e San Paolo divenne l'apostolo dei gentili. Viaggiò, evangelizzò i greci, i romani, i corinzi, gli efesini, soffrì moltissimo, soffrì persecuzioni, flagelli, naufragi e fu decapitato per amore di Cristo. Sant'Ignazio di Loyola, militare, spagnolo, grande peccatore, grande donnaiolo, fu ferito a una gamba, nel letto cominciò a leggere il Vangelo, la vita dei santi, si convertì e Dio lo scelse come strumento per fondare la Compagnia di Gesù, i Gesuiti, coloro che evangelizzarono l'America Latina e salvarono migliaia e migliaia di anime. E attraverso Sant'Ignazio Sant'Ignazio scrisse per ispirazione divina gli esercizi spirituali, gli esercizi che predichiamo anche noi, che sono, dicono i papi, uno degli strumenti più validi e indispensabili per la santità di ogni cristiano. Con un peccatore, con un donnaiolo, Dio convertì milioni e converte ancora milioni e milioni di giovani e di uomini e di donne e di peccatori. Allora, non solo Dio a noi, che l'abbiamo messo in croce con i nostri peccati, non solo appena piangiamo una lacrima e torniamo da Lui ci perdona, ma pure ci chiama a essere i Suoi amici intimi. Ci chiama all'intimità con Lui. Non vi chiamo più servi, dice Gesù agli Apostoli. Vi chiamo amici. Cari fratelli e sorelle, lasciamoci avvolgere dalla misericordia di Dio, non facciamo più i sordi, perché Dio, come diceva il Padre ieri, non sa più cosa fare per farci vedere che è un Padre buono, che ci ama, che è pronto a perdonarci tutto e a farci felici. Non sa più cosa fare Dio. Allora, abbiamo il coraggio di sperimentare la misericordia di Dio nel sacramento della confessione. È lì che incontriamo la misericordia di Dio. Nel sacramento della confessione.
Nel momento che io confesso i miei peccati, il sacerdote pronuncia le parole: io ti assolvo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lì il Signore ci sta abbracciando, il Signore ci sta dicendo: vieni amico mio, ho perdonato tutti i tuoi peccati. Dobbiamo avere il coraggio, e dobbiamo avere il coraggio di riparare i nostri peccati, perché i peccati vanno riparati. Perché se io chiedo scusa a una persona perché gli ho rubato il cappello e questa persona mi dice: ok, ti perdono, però per favore ridammi il cappello. Allora dobbiamo riparare, perché abbiamo fatto tante offese al Sacro Cuore di Gesù. Dobbiamo riparare con la preghiera e dobbiamo riparare con la penitenza. Chiediamo quindi alla Madonna, nostra Madre, Madre di Misericordia, che ci aiuti lei a sperimentare la misericordia, a convertirci al Signore con tutto il cuore, non una volta, non 2 volte, sempre, conversione continua, tornare sempre a Gesù con cuore umile, prostarci ai Suoi piedi, avere il coraggio di dire: Signore, perdonami. Chiediamo questa grazia alla nostra Madre del Cielo.